Il piano Destinazione Italia per attrarre nuove multinazionali nel nostro paese vive o muore a Pordenone. Un fondo di Luca Orlando sul Sole 24 Ore traccia perfettamente la sfida che il caso Electrolux pone all'Italia. Accade nel giorno in cui gli industriali hanno presentato ai sindacati il piano per ridurre del 20% il costo del lavoro a Porcia e convincere così la multinazionale a continuare a investire nel nostro paese. Un piano che pesa soprattutto sui lavoratori, una proposta shock che però i sindacati stanno valutando, tanto che potrebbe rappresentare una chiave di volta e un laboratorio per le politiche del lavoro in analoghe situazioni di crisi in Italia. Ed è per questo, oltre che per le ovvie implicazioni sulle ricadute lavorative per migliaia di persone, che anche dal vicino Veneto si guarda con attenzione a questa proposta. Significa abbattimento del costo del lavoro non attraverso la norma, ma attraverso le rinunce ad alcuni diritti in cambio di una maggiore partecipazione dei lavoratori. Vuol dire fare in modo che l'azienda possa avere alcune agevolazioni che possono valere per esempio sulla defiscalizzazione legata alla occupazione, quindi al mantenimento dei lavoratori. Vuol dire contratti di solidarietà, che significa non licenziare, lavorare un po' meno, percepire anche un po' meno, ma a lavorare tutti e quindi mantenere il livello occupazionale molto alto. Perché questo è un settore strategico, perché è un'azienda di altissimo impatto occupazionale per il nome, per la storia che ha, e perché si sta generando un buon dibattito che non è quello politico delle schermaglie, ma è quello invece che si sta evidenziando sul territorio. In Italia il caso Electrolux riguarda 4.500 addetti a rischio, il triplo considerando anche l'indotto. L'importanza di analizzare ogni ipotesi sul piatto in attesa della convocazione di un tavolo nazionale al Ministero dello Sviluppo è quindi evidente. Sul piatto c'è la competitività non solo di Pordenone ma dell'intero sistema industriale italiano che deve decidere se morire dei cronici mali italiani o se sopravvivere con regole nuove.